Siamo con l'amico Marco questa sera. Marco viene da Genova, è un avvocato ed è un avvocato che ha fatto una denuncia penale nei confronti di Draghi e Renzi e ha chiesto addirittura la misura cautelare. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, diciamo che io mi sono mosso in maniera pubblica e quindi palese, pubblicando il tutto sul sito ad agosto, quando sono rimasto sconcertato dall'ulteriore dichiarazione di Mario Draghi, con cui ha espressamente chiesto la cessione di sovranità nazionale al fine di poter fare le riforme strutturali. Ora, da giurista... Quindi scusami, già comincio a interrompere da subito. Noi già avevamo ceduto moltissimo della nostra sovranità. Assolutamente sì. Quindi infatti, Draghi chiede addirittura di cederla praticamente tutta. Sostanzialmente sì, il senso di questa richiesta va certamente in questa direzione. Ora, il problema costituzionale si inquadra in questo. Ai sensi dell'articolo 1 della nostra Carta, la sovranità appartiene al popolo. Quindi è un dato molto secco, cioè non interpretabile, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Forme e limiti a cosa si riferisce? Si riferisce a tutta la struttura con cui va avanti l'amministrazione dello Stato, cioè con il diritto di voto nomino ovviamente i membri del Parlamento, esercito il mio diritto di voto, poi da lì a cascata si nomina Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Costituzione, insomma secondo quello che è l'ordinamento costituzionale. Quindi sovranità che si esercita tramite il voto. Noi sappiamo purtroppo in questo momento che già il voto non lo esercitiamo secondo legalità dal 2005. Ma è successo, quindi col famoso porcellum, ma è successo di più. Cioè, i trattati internazionali a cui l'Italia ha aderito sono delle vere e proprie cessioni di sovranità, specialmente in materia di politica economica e monetaria. E l'articolo 11 della Costituzione disciplina anche lì i limiti per cui lo Stato può fare determinate politiche e aderire a determinati trattati. E la Costituzione consente semplicemente limitazioni, quindi limitazioni, non cessioni, adesso spieghiamo, di sovranità in condizioni di parità tra le nazioni, unicamente però con il vincolo di scopo dell'adesione ad organismi che tutelino la pace e la giustizia tra le nazioni. Certo. Quindi abbiamo limitare e non cedere. La differenza è pacifica, cioè limitare significa contenere il mio potere, non andare oltre, ma non dare il mio potere a un terzo. Io faccio un esempio... Quindi diciamo, per essere più chiari, diciamo che uno Stato non può prevaricare un altro Stato. I limiti potrebbero essere il limite è un contenimento. Infatti, per fare un esempio banale, pensiamo all'eliminazione delle frontiere, quindi al libero mercato, nel senso che io posso transitare con le mie merci. Sì. Lì io pacificamente limito la sovranità, perché consento che tu francese venga qui senza passare da controlli, dazi, eccetera. Però io non do il controllo della frontiera a una forza esterna. Esatto. Se io invece dessi le mie frontiere al controllo della stessa Francia, opererei una cessione. Certo. Quindi la differenza è proprio un conto è contenere e limitare la mia potestà legislativa, che comunque rimane. In qualsiasi momento io potrei legiferare. Richiudere le frontiere. Un conto invece cedere a un terzo questo potere e cederlo con un vincolo di fatto permanente. Perché io a quel punto mi sono sfogliato. E questo sempre basato ad un fatto di pace tra i vari stati. La seconda parte della norma, oltre alle condizioni di parità che comunque in Europa non vediamo, esempi banali possono essere: all'interno dell'Europa abbiamo un'Inghilterra che non ha neppure, Gran Bretagna neppure aderito all'euro. Sì, però quindi, che partecipa alla banca centrale. Esattamente, quindi già, quindi già c'è qualcosa che non va. Gli stessi tassi con cui ci finanziamo, è chiaro che se un paese si finanzia una cifra, un'altra, anche lì non opera in condizioni di parità. Però il punto poi ancora più centrale è il fatto che queste limitazioni, mai cessioni, debbano avvenire appunto ai fini di pace e giustizia, quindi all'adesione di questi ordinamenti. Questa norma era pensata per le Nazioni Unite pacificamente. Certo. E a livello di invece non era minimamente pensata per organismi di carattere economico, monetario e altro. Ma allora addirittura possiamo andare a vedere l'interpretazione autentica di questa norma che si trae dai lavori dell'Assemblea Costituente, dove nei verbali si discusse addirittura se poter limitare ogni sovranità, quindi al di fuori di questo vincolo di scopo dell'adesione a un organismo pace e giustizia. Certo. L'emendamento, pur presentato di limitare ogni sovranità, fu respinto a marzo del 47, respinto. Quindi non c'è alcun dubbio che la possibilità di limitare la sovranità è addirittura vincolata soltanto a questo. È pacifico perché c'è l'interpretazione dell'Assemblea Costituente. A quel punto figuriamoci se è legittimo un discorso relativo alle cessioni. Ma c'è di più. Quindi ferma l'illegittimità costituzionale
per la quale ho già pendente una causa civile con prima udienza a gennaio, dove cercheremo di far accertare che la nostra sovranità è stata illegittimamente ceduta, e quindi ho lo scopo di mandare davanti alla Corte Costituzionale le leggi di ratifica dei trattati. Il mio ragionamento è andato anche sul penale, oltre che la parte civile. Perché sul penale? Perché c'è una sezione del codice penale dei delitti contro la personalità giuridica dello Stato, quindi personalità dello Stato, che appunto disciplina e punisce tutti quegli atti sostanzialmente eversivi che mirano a fare cosa? A smantellare la sovranità e l'indipendenza di una nazione. Ad esempio, fino al 2006 gli atti idonei a menomare la sovranità, quindi o addirittura a menomare l'indipendenza di una nazione, erano puniti con l'ergastolo. Quindi chiaramente nel momento in cui io superavo i limiti costituzionali, automaticamente passavo nella fattispecie penale. Automaticamente, fino al 2006 non poteva esserci un dubbio su questo. Ecco, allora cosa è accaduto tra il 2006 e gli anni successivi? In quel periodo, perché altre erano già cadute prima. Tanto da permettere al Monti quell'uscita in cui dice praticamente che più si hanno delle crisi potenti, e più si deve cedere, più gli stati sono obbligati tra il 2005 e il 2006 sono a cedere le sovranità. Due fatti secondo me chiave che hanno rotto gli equilibri tra i tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. Certo. No? I tre poteri fondamentali che i costituenti avevano pensato in equilibrio proprio per evitare la deriva totalitaria. Perché se uno dei poteri prevale si sfocia ovviamente necessariamente in una dittatura. Certo. Avvengono due cose. Una è proprio il porcellum a cui accennavamo prima, dove non solo c'era il problema dell'incostituzionalità del premio di maggioranza, e quindi di un voto che non è più uguale, perché non è più 1 vale 1, ma c'era soprattutto il problema delle liste bloccate, cioè delle nomine che venivano fatte dal partito, quindi non in base ai voti, ma in base a chi decide il partito. Il primo entra, il secondo entra se prende abbastanza voti, e così via. Quindi è il partito a decidere l'ordine di chi entra in Parlamento. Se il partito decide chi entra in Parlamento, noi abbiamo per definizione un potere legislativo subordinato all'esecutivo. Perché io non ho un dato numerico importante da sbattere in faccia al mio partito e dire vabbè, se mi butti fuori al prossimo giro mi candido da solo e otterrò risultati. No, perché io entro soltanto se il partito decide la mia posizione. A quel punto, purtroppo, tranne qualcuno che ha svolto il suo mandato davvero indipendente, tutti gli altri tendono chiaramente a obbedire ai ordini di partito. Certo. E da lì abbiamo visto, con la colpevole complicità del Presidente della Repubblica, che mai nulla ha detto su tutto questo, abbiamo visto usare in maniera radicale, costante, continua il potere di che cosa? Di fare ricorrere alla decretazione d'urgenza e alla fiducia. Certo. A quel punto la fiducia vuol dire: se mi voti contro te ne vai a casa. Sei certo che vai a casa con questo sistema elettorale. È un ricatto esatto, vai a casa con un sistema elettorale dove sai già che io non ti rimetto via lista e tu non entri più in Parlamento. Infatti. Questo che ha già scardinato, anche se non è intervenuto a livello costituzionale, ha comunque scardinato già l'equilibrio dei poteri. In più, sempre nel 2006 viene fatta questa riforma rapida delle norme in urgenza, definite in urgenza, delle norme dei diritti contro la personalità dello Stato, norme mai applicate, sostanzialmente mai applicate, quindi non c'era un'urgenza, cioè tu fai una riforma della giustizia di questi reati, pensi che ne so, intervengo sulla droga. Quindi già ci doveva far prevedere qualcosa? Allora, la previsione allora era questa, cioè siccome c'era un partito indipendentista in Parlamento, che era la Lega, chiaramente quella norma avrebbe potuto essere sanzionabile penalmente la Lega. Allora si disse: l'atto semplicemente idoneo a portare a una lesione dell'indipendenza, cessione di sovranità, eccetera, eccetera, non è sufficiente la punizione penale, serve un atto violento. Certo. È chiaro che però, col senno del poi, a vederla male, diventa una ratifica ex post dei trattati da Maastricht in poi, perché comunque lì si è ceduta ovviamente la sovranità in materia monetaria e di politiche economiche. Monetaria che è passata a BCE, politiche economiche con i famosi vincoli di bilancio inseriti nel protocollo 12. Quindi in sostanza il famoso 3%, riduzione al 60%, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente questi vincoli hanno che cosa? Sottratto la sovranità nazionale, perché a quel punto lo Stato in quelle materie non decide più. Quindi poi in sostanza ci siamo trovati a questo punto, in questa situazione. Io ho detto: denuncio ugualmente, anche se c'è questo tipo di intervento, di norma, perché l'atto violento ormai in dottrina e giurisprudenza si vede e viene interpretato in maniera estensiva. Cioè sostanzialmente la violenza è anche la cooptazione della volontà, cioè quando io rappresento una falsa minaccia ti induco a quel punto ad andare nella direzione, e lì ci colleghiamo al discorso di Monti del 2011. Esatto, della cessione della cioè dove Monti dice:
che lui ha una distorsione, bontà sua lo ammette, anche se poi rettifica e dice una distorsione positiva riguardo all'Europa, e poi aggiunge che le crisi, e soprattutto le gravi crisi, lui sottolinea proprio gravi, lo dice testuale, c'è il video su YouTube, spingono gli stati a esattamente, perché lui addirittura grandi porzioni di sovranità. Addirittura che il costo psicologico di non fare le riforme a quel punto diventa superiore a quello di farle. E a quel punto quali sono le riforme? Lo dice chiaro: cessioni di sovranità, e usa il termine cessioni, quindi usa un termine illegittimo per la Costituzione. Io mi spingo a dire che anche reato penale me ne assumo le responsabilità, ma comunque sia, anche laddove non si rileva una responsabilità penale, rimane ampiamente la violazione costituzionale. Però scusami un attimo, lui in quel momento dice questo perché già c'è in progetto che lui prende il posto, in quel momento c'era Berlusconi, quindi prende il posto di Berlusconi?